Uno. Dopo parecchie settimane di discussioni siamo ancora al punto di prima sul riordino delle province. Cosa dice l'ANCI Veneto? Cosa consiglia ai comuni di fare, visto che il rischio è di ritrovarsi con le decisioni imposte dall'alto dallo Stato? Beh, insomma, intanto ANCI decide e non la prende lunga, come mi pare di capire in conferenza permanente delle autonomie o addirittura in consiglio regionale. ANCI ha le idee chiare, verifica ancora sul territorio la possibilità di unificare alcune province, e sono esattamente la provincia di Rovigo con la provincia di Padova, la provincia di Treviso con la provincia di Belluno, perché temiamo moltissimo che in area nazionale ci sia una decisione completamente slegata dal territorio. Se il territorio è chiamato a decidere, secondo ANCI bisogna decidere, quindi in qualche modo influenzare il Consiglio regionale affinché prenda una decisione prevista, una decisione concordata soprattutto con i comuni e quindi con ANCI. Voi comunque avete stimolato la decisione anche i singoli comuni interessati e nello stesso tempo avete lamentato anche una mancanza di ascolto vero e proprio da parte della regione stessa? Beh, insomma, i sindaci delle città capoluogo si debbono parlare, poi ogni sindaco di città capoluogo deve parlare con i sindaci che ci sono limitrofi, cioè sul suo territorio provinciale, così come i presidenti di provincia. Sarebbe bene arrivare in consiglio regionale con una decisione fortemente condivisa dal territorio. Ho detto con molta chiarezza, tanto quando siamo andati a Belluno quanto oggi qui a Rovigo, che non mi si può chiedere ad un certo punto di andare contro la legge è in quel determinato modo, quindi Padova e Rovigo devono prendere una decisione ed la decisione non può essere quella di accorparsi. I sindaci delle due città si debbono parlare, i presidenti di provincia si debbono parlare con le comunità locali, vedere quali sono le competenze e quali sono le risorse, ma decidere, se no, come dire, se rimandiamo al regionale, il regionale non fa altro che rimandare al nazionale e poi noi prenderemo la proposta che verrà decisa. Perfetto, grazie mille.